Ben ritrovati amici della Wii Sport, ritorna l'appuntamento targato Grande Calcio Dilettantistico Siciliano. Siamo all'8ª giornata del campionato di eccellenza e per il girone B dallo stadio Franco Scoglio di Messina va in scena Pistunina Catania San Pio. I ragazzi di Mister Raciti hanno iniziato a invertire il loro trend dopo le uscite senza risultati della prima parte di stagione. Hanno iniziato ad incanalare punti. I tre fondamentali a Caltagirone sono valsi la prima vittoria esterna con il risultato di 2-0. Dall'altra parte invece Mister Platania e i suoi hanno subito la grossa imbarcata targata Biancavilla nell'ultimo turno. Infatti un 6-0 dei ragazzi di Baiocco proprio sul campo del Catania San Pio. Di seguito le scelte dei due mister con i padroni di casa che si schierano con il classico 4-4-1-1. Vidale tra i pali, Caldore, Puzzone, Kylian e Scarfi su una linea difensiva, Keita e Artiri a centrocampo insieme a Silla e lo giudice Minissale a supportare l'unica punta Gattei. È iniziato il match con il Pistunina che attaccherà a destra verso sinistra in tenuta rossonera, dall'altra parte il Catania San Pio in tenuta biancorossa. In avanti subito gli ospiti che provano questo colpo di testa da parte di Abate che però non riesce a incornare, poi Ardiri va a sventagliare in mezzo, viene atterrato Gattei. Per il direttore di gara, il signor Ciglio di Palermo, non c'è nulla. Il replay però lascia più di qualche dubbio. Un calcio di punizione poi per il Catania San Pio che prova alto sulla porta difesa da Vitale. Ci ha provato in questo caso Garufi. Pistunina prova a uscire e cercare di rendersi pericoloso, ma Minissale mette qualcosa a metà tra un cross e un tiro in mezzo. Nulla da fare, un primo tempo abbastanza noioso con poche occasioni utili. Ci prova ancora il Pistunina con questo lancio lungo a servire lo giudice che stoppa in area di rigore magistralmente, prova il destro, respinge in questo caso Romano, poi lo giudice mette in mezzo, ma il pallone non è utile per la corrente Gattei. Ancora Catania San Pio che ci prova principalmente con i tiri da lontano, ancora una volta Garufi che però manda alle stelle. Una partita che sembra non volersi sbloccare. Ci prova ancora il Pistunina con Ardiri che riceve da calcio d'angolo, prova il mancino ma manda ampiamente alta la sfera. Ancora il Catania San Pio in chiusura di primo tempo, il pallone viene messo in mezzo, c'è un clamoroso liscio da parte del difensore del Pistunina, non ne approfitta però l'attacco del Catania San Pio. Allora finisce il primo tempo, Ciglio manda le due squadre al riposo sul risultato di 0-0, una partita fino a questo momento che ha regalato ben poche emozioni. Amici della Wii Sport, vedremo se in questo secondo tempo una delle due squadre riuscirà a sbloccare il parziale. Non cambia nulla nel Pistunina che affronta la seconda frazione, almeno all'inizio, del Catania San Pio a rendersi pericoloso con questa imbucata centrale da parte del numero 10 Abate che però non trova la porta. Ancora il Catania San Pio che ci prova con queste conclusioni dalla lunghissima distanza, il solito tentativo però che va alle stelle, targato Ancione, poi lo giudice mette in mezzo, non ci arriva Gattei, non ci arriva nemmeno Minissale. Ottimo però il pallone del numero 10. Catania San Pio prova a mettere il pallone in mezzo, c'è questo intervento da parte di Silla che lascia anche qualche dubbio aperto. Poi doppio cambio, entrano Fonti e Ancione per rilevare Minissale e Scarfi. Prova il Pistunina da questa rimessa laterale, il pallone arriva allo giudice che prova col destro a botta sicura, respinto dalla difesa ospite. Catania San Pio che poi subisce fallo qui a centrocampo da parte del neoentrato Fonti. Arriva l'ammonizione per questo intervento da dietro, poi c'è qualche parola di troppo da parte di Fonti nei confronti di Ciglio e allora arriva la seconda ammonizione in 30 secondi. Fonti viene prima ammonito e poi espulso. Il Pistunina chiuderà il match in 10. Lo giudice scappa sull'auto di destra, prova a rientrare, salta un avversario, ne salta un altro con il mancino. Incredibile il tentativo che però non viene concretizzato al numero 10 di casa Pistunina. Poi imperioso l'anticipo da parte di Keita che manda lo giudice a tu per tu con Romano. Ancora lo giudice che salta l'avversario, prova il destro e trova il gol dell'1-0. Il Pistunina all'86esimo riesce a sbloccare questo match, adesso importantissimo da portare a casa. Rivediamo lo giudice che col piattone destro riesce a battere l'estremo difensore del Catania San Pio. Un 1-0 come detto
che potrebbe essere pesantissimo per il proseguo della stagione del Pistonina, vicina alla seconda vittoria consecutiva. Il Catania San Pio però ci prova, hanno un uomo in più e mancano pochi minuti al triplice fischio. Viene sventagliata in area di rigore la sfera, ancora il Catania San Pio che insiste, c'è un po' di confusione al limite dell'area del Pistonina, ci prova con il sinistro l'attacco del Catania San Pio che però non riesce a trovare il gol, e allora altri due cambi, infatti escono lo giudice Gartey per favorire l'ingresso in campo di Sergi e Colucci. Ancora un tentativo da parte del Catania San Pio, ma di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara Ciglio. Infatti è su questa respinta da parte di Ardiri che si concludono le ostilità. Il Pistonina confeziona il terzo risultato utile consecutivo e dopo il pareggio di Ragusa e la vittoria di Caltagirone conquista il settimo punto in 3 partite con la vittoria contro il Catania San Pio. Un cordiale saluto da Antonio Caro e amici della Wisport e alla prossima.